il proprietario del terreno confiscato, il quale ha sottolineato l'inopportunità della nostra presenza sul terreno. Abbiamo sporto denuncia. La denuncia voleva essere cautelativa e volevamo semplicemente dire: guardate che qui ci sono gli scout e che se il terreno è stato assegnato deve rimanere un terreno libero. Il Comune di Vittoria si costituisce parte civile in tutti i processi di mafia, quindi era logico, si è costituito anche in questo caso. È un terreno di circa 3 ettari, era di proprietà dei D'Agosta, una famiglia malavitosa appartenente al clan di Mamma Santissima. Per noi la cosa più importante da fare, prioritaria rispetto a tutto il resto, è proprio delimitarlo. Ci vogliono dei soldi, perché è una cosa che comunque non si può fare con un'impresa scout. Gli anni di scoutismo mi hanno insegnato tante cose e una cosa mi è rimasta più impressa delle altre, che è quella di avere la capacità di guardare avanti e quando hai finito di guardare avanti fare un piccolo sforzo e guardare ancora più avanti. Con questa base abbiamo guardato, poi abbiamo guardato più lontano e ancora più lontano. Abbiamo visto di poter realizzare insieme ai ragazzi un'impresa, che è quello di riconsegnare un terreno realizzato e ottenuto con l'illecito e riconsegnarlo in maniera lecita alla città, allo Stato, agli scout, ai ragazzi in generale. Grazie! Buona strada! Allora, con Isabella e Andrea abbiamo raccontato cosa si fa in una cascina confiscata al nord, con gli scout di Vittoria in Sicilia abbiamo raccontato un'iniziativa del sud. Ma cosa cambia con la nuova norma che prevede la vendita all'asta dei beni anche immobili confiscati alle mafie? C'è il rischio che attraverso la vendita i beni possano tornare in mano ai boss? Rivolgo queste domande a Don Luigi Ciotti, fondatore e presidente di Libera. Ciao Don Luigi, ben trovato. Buonasera a tutti. Allora, come stanno le cose? I rischi di cui ho parlato introducendoti? Sono su piani diversi. Quando nel 1996 le associazioni, i gruppi in tutta Italia raccolsero, non dimentichiamo, 1 milione di firme di cittadini per migliorare, per rendere più aggressiva positivamente la legge della Torre, che non prevedeva l'uso sociale, ebbene siamo riusciti proprio a portare il Parlamento, e quindi onore di tutte le forze politiche che in quel momento avevano compreso che quei beni non potevano essere dei beni esclusivi, ma dovevano diventare dei beni condivisi. Che quello che è stato frutto di violenza, di crimine, di sangue doveva essere restituito alla collettività. La legge poi è passata, pur con delle zone d'ombra, deve essere certamente migliorata, ma c'era un principio sacrosanto che questi beni, un principio quindi, un valore, una dimensione etica importante, non possono essere venduti, perché in quel caso i primi a farsi avanti sarebbero stati certamente con delle strategie, con modalità, con intelligenza criminale, gli stessi mafiosi. Allora questo era un principio. Questo principio l'abbiamo salvaguardato con forza, però attenzione, è stato già frantumato subito dopo il 1996, perché sono uscite altre leggi nell'arco di questi anni, promosse da forze politiche diverse, che prevedono già la vendita di beni confiscati, immobili in questo caso che noi facciamo riferimento. E quindi oggi necessita, primo, di fare ordine tra tutte le confische, perché ci sono più modalità, più norme, più leggi di confische diverse. Secondo, riaffermare questo principio per noi era molto importante per evitare che ritornino a loro, non direttamente, ma c'è una capacità di tornare attraverso vari giochi indirettamente. Terzo, abbiamo mai detto che questo è un dogma, perché ci possono essere situazioni eccezionali, particolari,
che possono vedere di essere sbloccate diversamente, però che l'eccezione non diventi una regola nella storia del nostro Paese. Quarto, attenzione, che i beni mobili, non solo, ma questo va benissimo, ma anche le aziende, già la legge prevede che possono essere vendute. Noi difendevamo un principio sui beni immobili. Allora qualcuno può dire, ma come mai viene detto che non sono utilizzati e quindi è un peso per lo Stato? Ma forse è una questione legata ai tempi di assegnazione. Voi ci avete impiegato 11 anni per entrare in possesso di cascina caccia, e in altri casi mediamente ci vogliono 5 anni e mezzo per poter, diciamo, destinare a uso sociale un bene confiscato. Giusto, ma attenzione signori, bisogna che tutti lo sentino bene. Il 36% di beni confiscati alle mafie sono sotto ipoteca bancaria. Quindi i comuni non hanno i soldi per poter pagare le ipoteche, le associazioni, le cooperative di giovani non sono in grado di fare questo. E quindi bisogna allora creare la condizione perché il bene possa essere utilizzato, possa essere accessibile, possa essere veramente restituito all'uso della collettività. Un 30% di beni attualmente sono occupati da mafiosi o da amici di mafiosi, una parte ancora di questi beni sono divisi con altre persone e quindi diventa più complessa tutta questa materia e quindi è complicato tutto questo. Quello che sarebbe importante e fondamentale è trovare le condizioni perché si possano sbloccare questi punti per affermare quel principio e restituire. Poi ci possono essere situazioni particolari, allora è un'altra cosa, ma innanzitutto liberiamo questi beni da questa situazione che non li rende liberi. Don Luigi, il Ministro degli Interni, Roberto Maroni, ha confermato che nel Consiglio dei Ministri straordinario che si terrà il 28 gennaio in Calabria sarà approvata la costituzione di un'agenzia nazionale per la gestione dei beni confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata, che è una proposta che avevate fatto voi come Libera, peraltro un po' di tempo fa. E quindi insomma è un gesto, mi sembra, in qualche modo che venga incontro alle vostre richieste. Come lo valutate? Come valuti questa decisione? Io credo che sia ottima, sia importante, dobbiamo sottolineare le cose positive. L'Agenzia da anni che la si chiede, l'aveva chiesto con voto unanime anche la passata Commissione Antimafia, il CNEL, dopo un lavoro di consultazione, di studio, di approfondimento con prefetti, segmenti delle istituzioni, società civile, quindi ben venga. Ben venga per seguire il sequestro, la confisca e la destinazione, speriamo per accorciare i tempi, per ridare ordine a tutta questa materia. Ci auguriamo, adesso non vuole essere una battuta, ma è un augurio schietto sincero, che non diventi l'agenzia immobiliare per vendere quei beni, ma quella che gestisce e si vada a cercare insieme, con la collaborazione di tutti, quelle condizioni per poterli utilizzare. Ma devo anche dire, per correttezza, che la politica, e questa politica negli ultimi tempi, ha fatto altri provvedimenti di valore, proprio rispetto ai beni confiscati, che per noi sono stati importanti, ad esempio la morte del boss, poi bisogna poter confiscare i beni anche se lui è morto agli eredi, e non perché se è morto lui prima entravano dentro degli inghippi che non lo permettevano. Avere scelto un albo per gli amministratori per poter seguire queste dimensioni, queste pratiche, è un altro aspetto positivo. Ci sono quindi dei provvedimenti condivisibilissimi come quello dell'Agenzia e quindi le cose positive diciamole con forza. Anche perché Maroni ha annunciato che l'Agenzia è solo uno dei 10 punti straordinari all'ordine del giorno di questo Consiglio dei Ministri straordinario che si terrà in Calabria, voluto insieme al Ministro della Giustizia. Quindi insomma mi sembra che ci sia un impegno piuttosto consistente, considerevole. Volevo chiederti, oggi è solo un problema di confisca dei beni? La sconfitta delle organizzazioni malavitose? Rischiamo di parlare solo e soltanto di questo?